3 concorrenti, 3 buste e 3 metodi per guadagnare diversi. Attenzione perché solo una busta contiene il metodo migliore. Le altre 2 costringeranno i giocatori a fare soldi in modo sgradevole. C'è chi dovrà dare baci o chi addirittura dovrà spalare escrementi di vacca. Al termine della sfida chi avrà guadagnato più soldi vincerà 2000 euro in contanti, offerti dallo sponsor di questo video, NinjaBet! Calmi, ora capirete di che si parla. Dietro di me ci sono le buste che decideranno le sorti di oggi. Qualcuno vuole iniziare? Ovviamente inizio io perché sono l'unica ragazza del gruppo e scelgo la busta rosa. Ok, Gio, tu invece? Allora io scelgo la blu, ok? Ok, a questo punto raga rimango solo io e mi tocca quella rossa. Ragazzi, al mio 3 aprite la busta, buona fortuna. 1, 2, 3. Ma mi è capitata la merda! Guardate, dai! Io so già dove vuole andare a parare, Crazy! E a me è capitato il logo di NinjaBet, il migliore, e ora capirete di che si parla. Nelle prossime ore dovrò togliere degli escrementi di animali per 10 euro l'ora. Sono in questa stalla in mezzo alle galline e le mucche. Guardate quante sono, quanta merda dovrò togliere. Ormai è fatta, devo fare questa challenge, devo attirare più gente possibile vendendo il mio bacio a 1 euro. Qui a tutti i concorrenti è stata fatta la fatidica domanda: faresti quanto detto per soldi? Per i soldi farei tutto, oppure togliere tutta la merda del mondo. Sono pronta a guadagnare più soldi di tutti. Chi è che non bacerebbe una ragazza ad 1 euro? E allora non restava altro che iniziare. Mentre tutti i miei amici stanno lavorando, io sono venuto al mare. E no, non sono pazzo. Ma signori, oggi guadagneremo soldi grazie a questo qui. Ok, so che non state capendo nulla, ma chi ci aiuterà in questa sfida sarà NinjaBet. Che cos'è NinjaBet? NinjaBet è il miglior sito per il match betting online. Con oltre 945 recensioni su Trustpilot si aggiudica il primo posto in classifica. Vi spiego subitissimo che cos'è il match betting. Non è niente di illegale e soprattutto non si tratta di gioco d'azzardo. Molto semplice, esistono un sacco di casino online che danno dei bonus per iscriversi o addirittura quando depositi. NinjaBet sfrutta il match betting per trasformare questi depositi che loro ti regalano in soldi reali. Facciamo finta che ci sia la partita Italia-Spagna. Una puntata si fa sulla vittoria dell'Italia, mentre un'altra puntata si fa sulla non vittoria dell'Italia. In questo caso è scientificamente impossibile perdere, perché o l'Italia vince o l'Italia non vince. E facendo questa operazione che si chiama match betting trasformate i bonus in soldi reali. Come vedete raga, registrarsi è facilissimo e potete guadagnare i vostri primi 9 euro. Eccoli qua, come vedete ragazzi, io i miei primi 9 euro li ho fatti. Qui ci sono tutte le guide che NinjaBet offre, adesso me le guarderò piano piano e capisco bene come agire. Sto entrando in questo momento e c'è un casino di merda. Che schifo. Cioè vi vorrei far notare la condizione del pavimento. Che schifo. Poi guardate cosa mi ha dato Crazy. Vendo un bacio ad 1 euro. One kiss, 1 euro. I don't take it. Don't have. One kiss, 1 I euro. don't bring money, thank you. Prima operazione di match betting riuscita, raga. Sono passate un sacco di ore, ma eccoli qua, i miei primi 17 euro. Sono felicissimo. Ovviamente NinjaBet offre anche tantissime altre cose, le sure bet, le value bet, le middles. Ma io vi lascio il link in descrizione per capire di cosa si tratta. Ovviamente solo i maggiorenni possono farlo, ma se non siete maggiorenni ditelo a qualcuno, a vostro fratello, a vostro padre, a vostra madre, perché è una soluzione ideale per riuscire a guadagnare fino a 500 euro al mese da casa, lavorando solamente 30-40 minuti al giorno. Come io vincerò questa sfida e come guadagnerò i soldi da qui, dal mare, senza lavorare veramente. Signore mucche, io ho paura di voi. Non mi cagate in faccia, se no vi mangio. Che schifo. Signore, non perdiamo tempo e spariamo un po' di merda. Mi sto vomitando. Che schifo. Vieni qua, è tutta appiccicata per terra, raga. Volete un bacio ad 1 euro? Il bacio chi ve lo dà? Lei lo deve dare a me. Va bene, ok, grazie. Però non sono 1 euro. Non fa niente, grazie mille, grazie. Regà, i primi 90 centesimi li abbiamo guadagnati senza dare un bacio. Ok raga, prima carriera riempita, andiamola a svuotare. Che schifo.
È tutta molliccia. Che schifo. Salve signore, mi darebbe un bacio a €1? Salve signora. Ma un bacio me lo darebbe €1? E l'euro non me lo dà? No. Raga, un'altra signora non si è voluta far vedere, però comunque mi ha dato €1 e anche il bacio. Ad €1 mi bacerebbe? Va bene, ok. Quando ho iniziato, regà, era mattina. Ora è ufficialmente pomeriggio. Tra un po' il sole calerà. Ma dopo un paio d'ore, regà, eccoli qua. Ho guadagnato €25. Regà, io ringrazio tantissimo NinjaBet. Ovviamente per fare le cose al modo serve l'accesso a Premium. Se volete avere maggiori informazioni, regà, non esitate a cliccare il link in descrizione. Direi che per oggi abbiamo guadagnato abbastanza con NinjaBet. Adesso vado a spaccarmi la schiena e vado a fare un lavoro vero. Raga, i primi €20 li abbiamo guadagnati. Nel naso ho solo odore di merda. È incredibile quanta puzza fanno le vacche. Fate schifo, schifo. E vendo il mio bacio ad €1. Io vendo il bacio ad €1, un bacio mio. Come no? Vendo il mio bacio ad €1. Se le sembra così poco, ho anche il limone. Limone, no, mandarino. No, mandarino no, purtroppo non vendo mandarini. Allora io con euro adesso non te lo do, per questo non c'è bisogno che me lo dà. Ahimè, non mi ha dato un bacio, però almeno ho guadagnato qualcosa. Senza perdere tempo ho trovato lavoro in questa barca enorme. Il mio capitano mi pagherà €20 l'ora, è tantissimo. E mi ha già detto il lavoro che devo fare. In questo momento mi trovo nella cella frigorifera della barca. Praticamente devo scendere e prendere tutte queste cassette di legno che vedete qua. Il mio capo mi ha detto che devo dare a mangiare alle vacche, quindi andiamo. Venite qua, mangiate. Sono tutte bene. Stanno mangiando, stanno mangiando. Non mangiano, non mangiano. Mangiate. Vendo il mio bacio ad €1. Ma che dici? Allora, per farlo riprendere un po', le offro un bacio ad €1. Raga, sono tutto sporco, ho i pantaloni pieni di merda e devo pulire il pollaio. Oh no, ancora puzza di merda. Che schifo, che schifo. Signori, scusate. Un bacio ad €1? È perugina. No, non è perugina. No, grazie. Se no, un limone a €50. A €50. Sì. Tutto l'albero? No. Ciao, vendo il mio bacio ad €1. Vediamo che cosa. No, aspetta, se mi dai €20 ti abbraccio e ti bacio tutto. Tieniti fuori il resto. Veramente? Grazie. Regà, ci saranno almeno 0 gradi qua dentro, è incredibile. E sì, perché qua, regà, ci tengono tutti i pesci che hanno appena pescato. Ok, non devo perdere tempo, regà, mi metto subito all'opera. Ma chi me l'ha fatto fare? Chi? Caline, via, che me ne devo andare da qua. Via. Un bacio ad €1, chi lo vuole? Io. E vieni allora. Bacio alla francese a €50. Bacio alla francese 50 €. Salve signore, limone a €50. Ma quanto cagano gli animali? Mamma mia. Oh, che schifo. Ma perché non vi fermate? Raga, probabilmente non sono bella abbastanza. Me ne vado, ciao. Regà, è incredibile, qui dentro ci sono tutti i pesci. Cioè c'è un freddo da paura, vi giuro che sto gelando. Bacio ad €1. Grazie. Però l'euro non me l'ha dato. E quando meno me l'aspettavo è passata una macchina e si è fermata. Grazie. Ciao. Ma cagano pure le mucche, le galline. Ma che cos'è? Ma è impossibile sta roba. Cioè, guardate, è pieno. Prendiamo queste ultime cassette e finiamo questo lavoro. Raga, però non è giusto che Crazy guadagna tutti questi soldi online e io no. Ora devo cercare per forza un metodo per guadagnare online. Raga, qui è perfetto. C'è scritto che posso investire in Bitcoin. Oh mio Dio, sto
quasi per finire, non ci credo. E questa è l'ultima. Dopo questa qui avrò finito. Ok, vado qui, poi vado su trading, acquista in BTC e poi compra. Andiamo a comprare 20 euro. Perfetto, ho acquistato. Raga, ho lavorato 3 ore e mezza e mi hanno dato 35 euro. Per me bastano così, io me ne vado, ciao. E con questa ho fatto 2 ore di lavoro, raga, e sono ben 40 euro che si aggiungono alla sfida di oggi. Direi che non è andata assolutamente male. Il totale va a 65 euro. Direi che mi fermo qua, non voglio più saper niente di lavoro per oggi. No, raga, ho perso 6 euro, ma dai, no! Guardate, prima ne avevo 20 e adesso ne ho 14. Io lo sapevo che erano soldi persi. In sostanza, a fine challenge, la situazione era questa qui. Joe aveva lavorato in una stalla per 3 ore e mezzo, guadagnando 35 euro. Giada, vendendo i suoi baci e i suoi limoni, era riuscita a guadagnare 23,82 euro. E infine io, con i miei metodi più il lavoro sulla barca, ero riuscito a guadagnare ben 65 euro in totale. In sostanza, io sono il vincitore di questa sfida e questi 2000 euro me li merito. Ringraziandovi per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella!